agnelli a Pasqua. Sono tutti cuccioli di circa un mese, o comunque sempre di età inferiore ai 3 mesi di vita, gli agnellini che ogni anno, in occasione delle festività pasquali, subiscono una fine atroce, tra crudeli e spesso inutili sofferenze, solo per finire sulle tavole degli italiani. Animal Quality, organizzazione internazionale che difende gli animali, stima in 4 milioni i casi di bestiame ovino che ogni anno vengono macellati per il consumo umano, di cui 800.000 in occasione della Pasqua. Da anni le associazioni animaliste, tra cui noi della LAV, provano a sensibilizzare l'opinione pubblica con l'obiettivo di fermare la triste mattanza che vede protagonisti agnelli, capretti e pecore. Numerose sono le sevizie subite dagli animali nel loro percorso verso la macellazione. Dopo essere stati separati dalle madri, gli agnelli vengono caricati su camion che li trasporteranno per migliaia di chilometri di viaggi lunghi ed estenuanti. Gli animali soffriranno la fame, il freddo e la paura e non potranno riposare finché giungeranno alla meta, il macello. Durante l'attesa, in spazi ristretti per ore, costretti a calpestarsi per il nervosismo e lo stress, vedranno i propri compagni agonizzare. Quando sarà giunto il momento, mentre urleranno di terrore, qualcuno taglierà loro il collo e la morte sarà lenta e atroce perché, per fare in modo che la carne possa essere più bianca, tenera e appetibile, saranno sgozzati e fatti morire lentamente per dissanguamento. Esistono ore di filmati e immagini che documentano quello che avviene in alcuni allevamenti medio piccoli e macelli in varie parti d'Italia. Le immagini riprese da tanti attivisti che hanno lavorato sotto copertura per mesi e mesi documentano una chiara violenza fisica verso gli animali, sottoposti anche a una forte sofferenza psicologica. Purtroppo non si tratta di casi isolati, ma la brutalità è una prassi costante in moltissimi allevamenti e macelli, anche nel nostro paese. Sotto accusa sono le pratiche dei macellatori, come ad esempio quella della pesatura, che consiste nel legare a mazzi, per le zampe anteriori, in posizioni non naturali, gli animali, causando loro atroci sofferenze. Altrettanta violenza è legata al ricorso alla elettronarcosi, che per legge dovrebbe rendere incoscienti gli agnellini prima di essere macellati, ma alla fine la pratica risulta inefficace, visto che le immagini mostrano a volte animali che al momento dello sgozzamento sono ancora coscienti, perciò consapevoli di quanto accade loro. Non è raro infatti che gli ovini si dimenino mentre la mano del carnefice li sgozza. L'obiettivo della LAV, la nostra associazione, è quello di mobilitare l'opinione pubblica e spingere sempre più persone a scegliere di non mangiare prodotti di origine animale. Forse non si riflette abbastanza su cosa è un agnello. È solo un cucciolo e come tutti i cuccioli ha bisogno di avere accanto a sé una mamma. In una folla di agnelli stipati in uno spazio angusto non c'è solo l'orrore per la mancanza degli requisiti minimi di benessere che sono dovuti agli animali. Dobbiamo immaginare una folla di bambini al di sotto dei 2 anni che disperatamente cercano la mamma e piangono senza conforto e ininterrottamente, perché la loro paura è aumentata dal pianto degli altri cuccioli, dalle urla degli uomini, dall'odore della sofferenza e del sangue. Ognuno di noi può fare qualcosa per fermare la strage degli agnelli. A Pasqua scegliamo di festeggiare senza crudeltà.